Banca Prealpi San Biagio anche quest'anno ha deciso di investire in questo evento culturale che è il Premio Giorgio Lago e in particolare i giovani talenti del giornalismo che porta questi giovani ad affrontare magari un percorso in quello che può essere la loro futura carriera. Per Banca Prealpi San Biagio è importante investire nella formazione, nei giovani, lo facciamo direttamente con borse di studio rivolte ai soci e figli di soci e indirettamente in queste molteplici erogazioni alle associazioni locali. Siamo una banca di prossimità, una banca di vicinanza, attenta alle esigenze della clientela, per cui anche quest'anno e contiamo anche nei prossimi anni a venire pensiamo di essere ancora partner dell'Associazione Amici di Giorgio Lago che ringraziamo e supportiamo nella speranza che i giovani possano trovare la loro strada nel giornalismo e o nelle nostre imprese locali perché possano cambiare il paese e non, come si diceva, cambiare paese. La scelta di contribuire a questo premio parte prima di tutto dalla richiesta della famiglia Lago, perché sono stati loro a chiedermi qualche anno fa di contribuire a questo. E quando me l'hanno chiesto ho dovuto pensarci un attimo, ci ho riflettuto e ho deciso di sostenere questo premio già quell'anno e poi in tutti gli anni a seguire per una ragione molto precisa. Ci tengo molto al giornalismo fatto con qualità. Io come inventore e come diciamo di precursore dei tempi ho sempre inventato cose troppo presto rispetto alla normale conoscenza delle persone. Ho sempre avuto difficoltà a spiegare cosa volevo fare per cambiare il mondo della salute e sono spesso stato frainteso. Grazie poi proprio al giornalismo, ai giornalisti da prima locali e poi nazionali e poi internazionali, invece sono riuscito finalmente a comunicare nel luogo, in Italia e all'estero, le potenzialità di questa tecnologia e il benessere che le persone che soffrono di disturbi neurologici possono avere. Quindi sarò sempre grato al giornalismo e tengo a questo premio e voglio che ci siano sempre più giornalisti di qualità che vanno nel profondo delle notizie, che trovano il tempo per approfondire. In questo mondo di velocità, di cattura dell'attenzione, serve qualcuno che faccia giornalismo serio, fatto bene e quale esempio se non quello di Lago nel fare un sano e approfondito giornalismo.